Il segretario regionale della Liga Veneta, Alberto Stefani. Grazie a tutti, grazie a coloro che hanno organizzato, grazie a tutti i militanti, i sostenitori, anche a chi è qui senza tessera. Grazie in particolare, permettetemi di fare 2 ringraziamenti. Uno a Matteo Salvini per il grande lavoro che ha fatto da segretario federale e per quello che farà ancora da segretario federale della Lega. E il secondo ringraziamento va a Luca Zaia, perché se oggi la Liga Veneta è in un momento di forza e sta giocando questa partita da protagonista, è anche e soprattutto merito di Luca Zaia e della sua squadra. Sono felice che oggi siamo qui a Padova, qui in Veneto, a celebrare questa ultima tappa prima del Congresso federale. Sono felice che proprio qui in Veneto si parli oggi di autonomia e di identità. Una parola, l'identità, che richiama passato, presente e futuro di questo movimento. È un segnale, è un segno distintivo, è come i segnavia che si trovano lungo i sentieri di montagna per arrivare alla base. E questa è la nostra stella polare, si chiama identità. Una parola che condensa anni di lotte, anni di sfide, che intreccia davvero l'anima di questo movimento. Ci ricorda da dove veniamo, cosa siamo e dove vogliamo arrivare. Identità è credere nella propria terra, nelle sue caratteristiche, nella sua gente, nella sua storia. Identità è rimarcare un principio cardine della nostra Costituzione, l'articolo 5, che ci dice che prima vengono le comunità locali e poi viene lo Stato. Prima vengono le autonomie territoriali che la Repubblica deve riconoscere, non può far altro che riconoscere. Questa è la nostra base e questa deve essere la nostra identità. Significa recuperare quel principio di sussidiarietà verticale che ci dice che più ci si avvicina al territorio, migliori saranno le politiche attive che quel determinato decisore politico potrà offrire in quel territorio, perché conosce quel territorio, lo conosce, lo vive, riesce a interpretarne quello che è il futuro. Autonomia e identità significa opportunità, efficienza, trasparenza, produttività, stelle polari di questo movimento che non dobbiamo mai dimenticare. È la capacità di riconoscersi in quel territorio ed è quello che fanno tutti i sindaci della Lega e tutti gli amministratori della Lega che oggi sono presenti e che ringrazio di cuore, perché mettono la propria comunità prima della propria vita privata, prima dei propri interessi, prima delle proprie ambizioni. Questo significa essere un amministratore della Lega, questo significa essere un amministratore identitario. Significa comprendere, l'identità significa comprendere quel legame speciale
che si crea tra un determinato gruppo di persone ed un determinato territorio e soprattutto intuire che quel legame speciale può scrivere storie straordinarie perché è legato da sentimenti di identità, una parola fondamentale. Identità fa parte e soprattutto apre a dei sentimenti importanti, la prossimità, la vicinanza, la cura, il rispetto di un territorio, il rispetto anche delle generazioni che hanno fatto grande quel territorio e che sono venute prima di te e che l'hanno reso grande con il sacrificio, con il lavoro, con le tradizioni. Generazioni che abbiamo il dovere di rispettare fino all'ultimo anno della loro vita. E questo è quello che contraddistingue una terra straordinaria come il Veneto, che ha avuto generazioni che l'hanno reso grande, che dobbiamo assolutamente ricordare. Significa anche gratitudine, perché identità significa anche gratitudine verso la propria comunità sociale, verso la propria comunità politica, verso la propria città, perché chi non ha gratitudine verso la propria comunità non merita di farne parte. Identità significa anche studio, preparazione, approfondimento, perché non basta sventolare una bandiera per definirci identitari, bisogna tradurre tutto questo in atti istituzionali, con il grande lavoro che abbiamo fatto in Regione Veneto, in Parlamento e al Governo, per portare a casa la legge quadro sull'autonomia differenziata e l'anno prossimo il federalismo fiscale. Ma identità significa anche lottare contro il globalismo esasperato, un globalismo che ci vorrebbe senza valori, senza radici, senza storia, senza rispetto delle nostre tradizioni. Identità significa lottare contro tutto questo e costruire una società diversa, in cui i cittadini non devono vergognarsi di avere dei valori, ma devono andarne fieri, perché quello significa essere identitari. Significa resistere alla potenza mediatica di chi non vorrebbe tutto questo, di chi ritiene l'identità un ostacolo al globalismo esasperato. Significa anche difendere la nostra libertà di pensiero contro organizzazioni sovranazionali che fino a qualche anno fa ci dicevano che non potevamo spendere soldi, i sindaci se lo ricordano, coi patto di stabilità, e oggi ci vengono a dire che si possono fare 800 miliardi di debiti per riarmare l'Europa. Noi diciamo no a tutto questo. Questo significa avere un'identità politica, senza avere paura perché si chiama Europa o si chiama Unione Europea. Significa identità anche credere nella tradizione dei valori cristiani che hanno reso grande l'Europa, che hanno reso grande questa terra e non dobbiamo dimenticarlo. Significa ricordarsi di appartenere, piaccia o non piaccia, a un patrimonio culturale, storico, giuridico importantissimo, che è il patrimonio che deriva dal cristianesimo, che noi abbiamo il dovere di difendere. Non dobbiamo chiedere scusa a nessuno per essere cristiani. Non dobbiamo chiedere scusa a nessuno per avere dei valori. Identità significa parlare un'altra lingua, anche andare in controtendenza, senza aver paura di ricevere critiche, perché quelle arriveranno sempre quando si parla di identità. Significa controllare il proprio territorio con i sentimenti più importanti che abbiamo. Significa amministrare avendo in testa la migliore gestione delle risorse pubbliche, ma significa anche un'altra cosa. Significa credere che non possiamo più accettare un mondo dispersivo, relativista, isolazionista, in cui ognuno resta da solo. Identità territoriale, le comunità uniscono, proteggono, aiutano, costruiscono rapporti e questa è la base di una politica locale seria. Identità è difesa dei confini,
e della nostra storia. Noi abbiamo dimostrato di saperlo fare. Matteo Salvini, da Ministro dell'Interno, ha dimostrato che si possono controllare i confini, che si possono difendere i confini, anche a costo di prendersi un processo per sequestro di persone e rischiare una condanna. Non c'è identità se non si rispetta la nostra storia, se non si rispettano le nostre regole. E non possiamo accettare che le nostre grandi città possano ancora essere svendute a generazioni, terze o quarte generazioni, che stanno mettendo a rischio ogni giorno la sicurezza dei nostri cittadini. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Chi viene qui e non vuole rispettare l'identità, se davvero abbiamo un'identità forte, deve andare in qualche altro paese in cui si decide che l'identità non ha più senso. Questo dobbiamo fare. Identità significa anche avere un'idea di sviluppo territoriale e urbanistico, non più agglomerati di cittadini dispersi come atomi nel vuoto, ma costruzione di comunità circolari, coraggiose, forti, identitarie, legate da sentimenti comuni. Questo significa costruire comunità. E ringrazio uno a uno i sindaci della Lega, perché dove c'è un sindaco della Lega c'è comunità. Significa anche proteggere l'ambiente, perché l'ecologismo non è una cosa solo di sinistra, ma farlo con pragmatismo, con buon senso, con realismo, non come le politiche del Green Deal che hanno messo a repentaglio famiglie, imprese e i nostri territori. Anche l'ambiente fa parte dell'identità di un territorio e abbiamo il dovere di difenderlo. Significa difendere la nostra terra, significa difendere la nostra regione, significa difendere il Veneto e continueremo a farlo con la stessa forza con cui l'abbiamo fatto soprattutto negli ultimi mesi, con tutte le nostre forze. Significa difendere la libertà imprenditoriale, il diritto a ciascuno di affermare la propria identità, anche sul piano lavorativo, anche sul piano imprenditoriale, anche sotto questo punto di vista, con un fisco che sia amico di chi produce, di chi lavora e che soprattutto garantisca a ciascuno che vuole aprire un'impresa la possibilità di poter affermare la propria identità. Identità significa anche questo. Identità significa credere nei giovani, e non come qualcuno li vorrebbe, schiavi di social network, di modelli sbagliati o della rete. Servono ragazzi, e ce ne sono tantissimi in cui credere, che amino la vita, brillanti, capaci, con voglia di studiare, con voglia di lavorare, comunque con voglia di mettersi in gioco. E di ragazzi così ce ne sono tanti. Questi sono i giovani che noi dobbiamo difendere. Questi sono i giovani che la Lega ha il dovere di rispettare, di valorizzare, di far crescere. E a questi ragazzi va restituito il diritto alla vita vera, fuori dagli schermi, fuori dai cellulari, fuori dai social network. Una vita fatta di condivisione, di comunità, di identità territoriale. Questo dobbiamo fare. L'identità è ciò che rimane mentre tutto il resto scorre, mentre tutto il resto va. L'identità non è un mondo isolato. L'identità è un mondo fatto di comunità che dialogano. È un mondo fatto di comunità in cui ogni regione porta la sua esperienza e non è contro qualcun'altra. Semplicemente fa di quell'esperienza un'esperienza singolare, autonoma, diversa, identitaria. Questo è il messaggio che noi dobbiamo lanciare e ogni regione potrà esprimere al meglio le sue potenzialità se sarà messa nelle condizioni di farlo. Noi siamo identitari e non dobbiamo avere la necessità di attaccare gli altri,
non abbiamo la necessità di usare metodi non convenzionali che altri partiti hanno usato ai nostri danni e nei confronti del nostro leader. Noi non abbiamo bisogno di questo. Noi abbiamo semplicemente bisogno di ascoltare noi stessi, di ascoltare la nostra identità, di ascoltare quello che abbiamo dentro, perché siamo l'unico partito identitario esistente e dentro di noi troveremo le energie ancora una volta per vincere le sfide che abbiamo davanti. Identità significa resistere anche nei momenti di difficoltà, resistere nel peggiore degli inverni, ma poi recuperare le forze, ma poi combattere ancora e poi vincere ancora. Questo significa essere identitari. E allora, e concludo, essere della Lega significa mettere da parte le paure, mettere da parte i rischi che inevitabilmente avremo davanti. Essere della Lega significa accettare tutto questo e percorrere la strada più difficile. Essere della Lega significa preferire il difficile cammino di chi difende un'idea alla facile strada di chi si adegua sempre. Noi non dobbiamo adeguarci. La Lega non è nata per adeguarsi. La Lega non è nata per rispondere agli schemi degli altri. La Lega è nata per costruire nuovi schemi, per inventarne di nuovi, per rivoluzionarli. E allora, se la Lega è tutto questo, liberi, coraggiosi, anticonformisti, diversi, identitari, questa è la nostra identità e questa deve essere sempre la nostra identità. Viva la Lega, viva l'identità dei territori, viva il Veneto libero, coraggioso, identitario. Grazie a tutti, grazie a tutti. Vi lascio in buone mani perché da uno Stefani si passa a un'altra Stefani. E quindi abbiamo l'onore che questa giornata sia oggi presentata da Erika Stefani, già ministro anche dell'autonomia, una grande amica e una grande militante della Lega. Grazie a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Grazie veramente a tutti. Quando si parla di giovani e noi abbiamo questi giovani, ci rendiamo conto che probabilmente di fronte abbiamo veramente un futuro. Perché quando i ragazzi sono bravi, come Alberto, possono essere veramente bravissimi. A lui veramente un altro grandissimo applauso. Oggi abbiamo qua la Lega, la bella Lega. E permettetemi comunque di un inciso, visto che con Alberto noi guardiamo il futuro, ma qui dobbiamo anche fare un saluto anche su un passaggio
del nostro passato che però è sempre qui con noi. E vorrei anche fare un saluto a Giampaolo Gobbo, il segretario nazionale della Lega Nord Liga Veneta. Come ha detto Alberto, avete capito che per noi altri veneti Gobbo è un'icona. Come ha detto Alberto, se noi conosciamo i nostri principi, noi sappiamo anche quali sono i nostri fini. Questa è una giornata, è veramente una giornata speciale, la terza e ultima tappa del ciclo Tutto un altro mondo. Sono 3 macro eventi che sono stati organizzati in Italia, ce n'è stato uno a Napoli, ad Ancona ed oggi qui a Padova in Veneto, e che vanno a sottolineare quelli che sono i temi sui quali la Lega veramente ha combattuto. 1, la sicurezza, l'economia e oggi ne parliamo dell'autonomia. Il titolo è chiaro, tutta un'altra efficienza, la sfida dell'autonomia. Perché l'autonomia è veramente una sfida per rendere il nostro paese veramente più moderno, più efficiente, con più anche opportunità. È una sfida che però non ha fatto che trovare degli ostacoli, l'abbiamo visto fin da quando l'abbiamo cominciata, dal momento in cui è stato indetto il referendum, con gli impedimenti che ci sono stati fatti anche per evitare che venisse celebrato il referendum. Ma quel referendum si è fatto e quel referendum va rispettato, perché nel momento in cui si esprime il popolo noi dobbiamo rispettare il popolo. E siamo arrivati qui perché grazie solo alla Lega siamo riusciti ad avere una legge sull'autonomia. Ma perché è così osteggiata l'autonomia? Perché abbiamo trovato continuamente ostacoli? Ricordo ancora sul governo Conte 1, che solo a pensare che saremo in alleanza insieme, delle volte fa anche un po' rabbrividire, e si capisce poi all'esito come mai l'autonomia non l'hanno voluta. Eravamo arrivati anche a andare avanti anche sulle intese, no? A determinare anche le materie, poi alla fine era tutto un bluff quello che ci facevano e ce l'hanno proprio palesemente bloccata. Ma perché non la vogliono? È inutile che si venga a raccontare e parlare di problemi costituzionali, del problema dei finanziari e quant'altro. Il problema dell'autonomia è che nel momento in cui tu la attui, sei costretto a cambiare il modo di fare politica e di portare a fare la politica come la facciamo anche noi nei nostri territori. Ma imporre anche ad altri a fare la politica in una maniera diversa probabilmente sta stretto. Perché quello che non vogliamo più, e con l'autonomia non ci sarà più, è la politica, quella che è volta solo a prendere denari e sperperarli, la politica che trova sempre qualcuno a cui addossare la colpa, la politica di quelle che vanno solo col cappello in mano a Roma a domandare skei e poi portarli sul territorio e distribuirli senza creare niente, né creare niente per il futuro. È un fine alla politica clientelare. Quello che noi vogliamo invece è una politica dove se vengano prese le decisioni più vicine ai territori, perché vogliamo che ci sia una responsabilità della politica. Occorre che ci siano delle risposte da parte delle politiche alle esigenze di quel territorio e per chiedere che quei territori abbiano la specialità che venga riconosciuta, quella specialità che essi hanno. Grazie alla Lega e solo alla Lega abbiamo ottenuto la legge sull'autonomia. Ci sono tante polemiche, tante questioni che poi affronteremo anche con gli esperti che ci hanno dato la disponibilità, che sono venuti qui oggi, illustri professori dell'Accademia, che ci vengono anche a spiegare. Convincerci no, perché probabilmente convinti lo siamo anche già. Ma far capire che con quella legge sull'autonomia non si può più tornare indietro. Possono anche mettere ostacoli, impedimenti, rimostranze. Noi da lì non torniamo più indietro. Noi ci siamo, la Lega c'è. Oggi noi abbiamo questo incontro e adesso andiamo avanti anche sulla nostra scaletta, perché quello che è fondamentale per la Lega è essere con il popolo, con la gente e per la gente. Grazie. Ora, adesso cominciamo allora con il programma e io chiamerei subito su questo palco una persona, un professore che ci sa anche illustrare un panorama anche di contesto, perché tutti noi delle volte pensiamo che la politica, decidere sulla politica sia da oggi a una settimana. In realtà non è così.
dobbiamo elaborare anche il senso di dove siamo. Ed è per quello che verrà qui con noi, e veramente ringrazio, c'è un sociologo esperto, un analista politico, e chiamo qui il professor Alessandro Amadori. Prego, professore. Buongiorno a tutti e a tutte. È una bellissima vista quella che si vede da questo palco, una sala gremita, una partecipazione entusiasmante, e quindi io proporrei innanzitutto un applauso a questa comunità che è qui presente e che dimostra la vitalità della Lega, la grande vitalità della Lega. Sono poi molto contento di dirvi due parole dopo due interventi che ho trovato molto belli. Complimenti al segretario Stefani, perché ha anticipato diverse delle cose che vi dirò, e poi volevo, come persona, come cittadino, rivolgere un ringraziamento alla senatrice e ministra Stefani, perché ricordo ancora il suo impegno quando è stata ministra della disabilità, un tema che io sento tantissimo anche per ragioni familiari. Quindi grazie anche alla ministra Stefani per il lavoro che ha fatto e che continuerà a fare. Ecco, io voglio darvi qualche suggestione molto rapida, proprio perché non voglio togliere in alcun modo tempo, anzi voglio dare tempo agli interventi che verranno. Una cosa che ha detto molto giusta il segretario Stefani è che noi non dobbiamo in alcun modo avere timore dell'autonomia. L'autonomia, il concetto di autonomia è una delle idee forti e distintive della Lega ed è un'idea vincente. Ci sto lavorando, vorrei fare un paper scientifico e magari condividerei il lavoro con il professor Galli, che è una persona che stimo molto, ma insomma ci sono importanti studi di economia e di politologia che suggeriscono con chiarezza una correlazione tra l'organizzazione federale di uno Stato e una maggiore produzione di ricchezza, oltre a una maggiore efficienza dell'amministrazione pubblica. Quindi è un dato non ideologico, ma è un dato scientifico, ancora da consolidare, ma faremo qualcosa in questo senso, quello secondo cui dove c'è autonomia, e il Veneto lo sa bene questo, ci sono più ricchezza e più efficienza. Quindi noi non dobbiamo avere timore di questa idea forte della Lega, semmai dobbiamo diffonderla con più, non dico convinzione perché quella c'è, ma con più supporto anche scientifico. Quindi tutto un altro mondo vuol dire anche essere sovranisti in Europa ed essere autonomisti in Italia. Quindi partiamo da questa idea fondamentale. Poi, cos'altro vi posso mostrare? Ah sì, due grandi temi della Lega, la sfida del merito e la sfida del bisogno. L'Italia non è ancora un paese meritocratico, non c'è dubbio, è molto variabile il livello di meritocrazia a seconda dei territori. Il Veneto è una regione meritocratica, non a caso è in cima insieme con la Lombardia, insieme con altri territori. In altri territori c'è un po' meno meritocrazia. Se facciamo una media del paese, noi su una scala da 0 a 100, questo è uno studio ufficiale che tra l'altro è stato presentato in Università Cattolica, noi siamo ad appena 27 punti su 100. E quindi siamo purtroppo la maglia nera in Europa per quanto riguarda libertà economica, regole, trasparenza e attrattività per i talenti. Quindi tutto un altro mondo vuol dire anche più meritocrazia. Il bisogno, citavo prima la ministra Stefani, ci sono in Italia 3,2 milioni di persone con disabilità. La Lega è stata il primo partito che ha voluto occuparsi con un apposito ministero e con guide autorevoli per questo ministero di un tema importantissimo. La Lega crede nel merito, ma crede anche nel bisogno, nel dare risposte ai bisogni veri delle persone con fragilità. Tutto un altro mondo vuol dire anche più attenzione alle persone in condizioni di fragilità. La demografia è il primo punto da cui partire per rivitalizzare una società. Noi abbiamo un indice di natalità molto basso, 1,2, 1,2,5 figli per coppia, 1,25 figli per coppia, e il saldo naturale è negativo da 30 anni. Pensate che oggi nascono, rispetto al 2008, il 31% di bambini in meno. Le previsioni indicano che noi saremo grosso modo appena a 54 milioni nel 2050. Quindi tutto un altro mondo vuol dire anche sostenere la famiglia e rilanciare la genitorialità. Poi, vabbè, la deindustrializzazione è un tema, ma lo saltiamo. È stato citato il problema dei giovani, ha citato il segretario Stefani, ha perfettamente ragione.
Vi cito una ricerca molto bella della Fondazione Nord-Est, quindi rimaniamo in casa. È stato calcolato dalla Fondazione Nord-Est che la fuga dei cervelli, la fuga dei giovani talenti, ci è costata dal 2011 al 2023 134 miliardi di euro. Noi avremmo 134 miliardi di euro di ricchezza in più se non fossero scappati i nostri talenti. In pratica ci è costata una media di oltre 10 miliardi di euro all'anno, il valore di una manovra finanziaria. Nello stesso periodo, quindi dal 2011 al 2023, noi abbiamo perso 550.000 giovani italiani ad alta qualificazione che sono andati all'estero. Quindi tutto un altro mondo vuol dire anche un'Italia che ritorna ad essere attrattiva per i talenti. Questo è un punto importantissimo, soprattutto in una regione come il Veneto. E cito ancora una volta uno studio fatto qui in regione dalla CGA Mestre, il cui ufficio studi ha dato dei contributi molto interessanti che io ho ripreso anche in un libro scritto col ministro Valditara. Negli ultimi 10 anni il debito pubblico italiano è cresciuto di oltre il 40% e pensate che c'è stato un incremento in valore assoluto di ben quasi 900 miliardi di euro, 90 miliardi di euro all'anno, equivalenti al PIL di un paese come la Slovacchia. Ma quello che a me interessa di più, e sto avviandomi alla conclusione, è che a causa di questo debito mal gestito, non è il debito in sé, il debito è come il colesterolo, c'è quello buono e quello cattivo, dipende da come lo utilizziamo, abbiamo due grandi problemi. Primo problema, la pressione fiscale reale. La pressione fiscale reale è stato calcolato sempre da CGA, che è stato calcolato che non è al 42,5% come dato ufficiale. Se includiamo anche la quota di economia sommersa, arriviamo a un indice di pressione fiscale che è del 47,4%. È il più alto d'Europa, è assolutamente il più alto d'Europa e questo comprime le possibilità di crescita del Paese. Ecco, questo è l'ultimo dato su cui voglio veramente richiamare la nostra attenzione. Sempre CGA Mestre, la lodevole CGA Mestre, ha dimostrato già anni fa che a parità di spesa, quindi non si tratta di ridurre la spesa pubblica, mantenendo costante la spesa, se noi solo riuscissimo a rendere più efficiente la spesa pubblica, noi potremmo risparmiare, è incredibile ma è così, qualcosa come 180 miliardi di euro all'anno. Questa è un'informazione che ci dobbiamo portare nella testa. Il danno, diretto o indiretto, prodotto dall'inefficienza della pubblica amministrazione ammonta a quasi 180 miliardi di euro ogni anno. Quindi non si tratta di spendere meno, si potrebbe anche farlo, ma non è questo il punto, ma di spendere meglio, perché questa cifra farebbe dell'Italia, risparmiata con una maggiore efficienza, il paese di gran lunga più ricco d'Europa. Perché? Perché c'è una grandissima diffusione del tessuto imprenditoriale, di cui il Veneto è appunto un esempio bellissimo. Ultimo dato, perché il segretario nelle sue belle parole introduttive ha citato anche questo problema, il disagio giovanile, il disagio della popolazione in generale, il disagio giovanile. Anche in Italia abbiamo oggi un dato preoccupante, quasi un ragazzo su 7 tra i 10 e i 19 anni convive con un disturbo mentale diagnosticato. E un altro dato molto preoccupante è che l'11% dei ragazzi tra 15 e 24 anni prende psicofarmaci senza prescrizione medica. Perché succede questo? Per le cose che ha detto il segretario, perché abbiamo distrutto il concetto di valori, di comunità, di continuità, di famiglia e via dicendo. Io mi fermerei qui, volevo solo lanciare un'idea, rielaborando il bel discorso che ho sentito fare il segretario. La Lega è veramente, vi parlo da politologo, che segue la Lega ormai da tanti anni e ho avuto il piacere di dare anche qualche idea al segretario federale Matteo Salvini, a cui proporrei un altro applauso, perché ho avuto il piacere di lavorare con lui. Allora, la Lega è un partito veramente distintivo. E ricordatevi la prima legge del marketing, distinzione oppure estinzione. Vincono le marche che sono distintive e la Lega in questo momento è un partito ad altissima distintività. Ha ragione il segretario Stefani e io proporrei una sintesi. Lo chiamerei il partito delle 3 C. La prima C è la C del coraggio. Ha perfettamente ragione il segretario e proprio il nostro segretario federale Matteo Salvini incarna a livello personale il concetto di coraggio, come ha dimostrato ampiamente in tutti questi anni. La seconda C è la C che possiamo interpretare come connessione o comunità, perché le due cose sono,
molto simili. È l'unico partito che sta veramente in connessione con la gente, è l'unico partito che sta veramente in connessione con il popolo, in connessione con le comunità. E la terza C è quella della concretezza. La Lega è concreta, è il partito del fare, è il partito dell'ascoltare le idee e di trasformare queste idee in soluzioni politiche. Quindi buon evento e ad maiora per la Lega. Grazie veramente al professor Amadori per questi spunti e un'analisi. Tassazione, giovani, efficienza, e per fortuna che la Lega sa dare una risposta che altri movimenti, che altri partiti non sanno dare. Adesso invece passiamo a un altro settore. Anche qui, se noi vogliamo sapere cosa vogliamo fare nel nostro futuro, vogliamo sapere anche che cosa è accaduto anche nel passato. E qui abbiamo fra di noi tra l'altro un carissimo amico, professore di storia delle dottrine delle istituzioni politiche dell'Università degli Studi di Milano, già consigliere della Regione Lombardia, è stato relatore della legge sul referendum, assessore sempre della Regione Lombardia, era nella delegazione trattante nel Conte I quando parlavamo e strutturavamo le intese, studioso, appassionato, attento, pragmatico e anche simpatico. Abbiamo qua il professore Stefano Bruno Galli. Prego, professore. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Io ringrazio Erika Stefani per questa generosa presentazione. A me aspetta un inquadramento di scenario del tema dell'autonomia. E osservando dal palcoscenico del nostro presente la parabola del regionalismo italiano, noi possiamo dividerla sostanzialmente in 4 fasi: 1861-1946, 1946-1970, con la nascita delle regioni a statuto ordinario, 1970-2001 e 2001 giorni nostri. Queste sono le grandi 4 fasi del regionalismo italiano. Regionalismo italiano che appunto fino dal punto di vista istituzionale esiste solo a partire dall'Assemblea Costituente, nel senso che sono state molto romantiche, molto noi le studiamo, ma lasciano un po' il tempo che trovano, l'impegno dei vari Cattaneo, Ferrari, Minghetti, Jacini, perché non esisteva, la regione non esisteva, si trattava di personaggi, di scrittori politici fortemente legati al loro territorio, fortemente con una bella sensibilità autonomista, però dal punto di vista costituzionale non era formalizzato, non era istituzionalizzato appunto la dimensione regionale. Dal 46 al 70 il tema del regionalismo italiano esce dall'alveo del pensiero, della pura speculazione del pensiero, e anche per effetto della Costituzione repubblicana entra nel dibattito pubblico, e a partire dal 1946, lo dico con tutto il rispetto di chi verrà dopo di me, cioè dei professori di diritto tributario piuttosto che di diritto costituzionale, la storia del regionalismo italiano si coglie, si capisce attraverso la storia dei partiti politici. Questa è la chiave per capire fino in fondo le dinamiche del regionalismo italiano. Nel 1950, 2 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e diciamo 20 anni prima della nascita delle regioni a statuto ordinario, 51 anni prima, quindi mezzo secolo prima rispetto alla revisione del titolo V del 2001, un grande maestro che si chiamava Gianfranco Miglio scriveva una frase che a mio giudizio è il simbolo dello slogan di questo incontro: tutta un'altra efficienza. Scriveva in un articolo del 1950 una frase che noi dovremmo utilizzare e che adesso vi vado a leggere.
si poneva un interrogativo in questo articolo Miglio. Dobbiamo mantenere, per amor di simmetria, gli stessi controlli tutori e le medesime bardature burocratiche sulla Lombardia e sulla Basilicata? Oppure dobbiamo applicare all'amministrazione pubblica gli stessi criteri pratici che si adottano anche nella più umile delle aziende private, dove il collaboratore inesperto viene strettamente controllato e quello capace viene lasciato invece libero della propria iniziativa? Dobbiamo considerarci una specie di convoglio costretto per l'eternità a camminare alla velocità ridotta della nave meno efficiente, oppure dobbiamo consentire alle regioni più progredite di sviluppare le proprie capacità e le proprie risorse di iniziativa senza inutili impacci nell'interesse esclusivo dell'intera comunità nazionale? Questa, secondo me, è scolpito l'autonomia differenziata nel 1950, quando le regioni a statuto ordinario dovevano nascere, sarebbero nate 20 anni dopo, la Costituzione repubblicana era entrata in vigore da 2 anni e sarebbero dovuti passare 51 anni prima dell'approvazione del titolo quinto. Prima di Miglio c'era stato l'unico, secondo me, vero grande federalista in Assemblea Costituente, che è Emilio Lussu. Lussu era un vero federalista. Lussu ci fornisce, che era il fondatore del Partito Sardo d'Azione, eccetera, ci fornisce una definizione di regione che, secondo me, è una definizione di regione molto efficace. La regione è rimasta un territorio che non può essere confuso con nessun altro, che vive di una sua vita del tutto speciale. La terra, il clima, le acque, la posizione geografica, antiche influenze commerciali, rapporti e attitudini particolarmente sviluppati da tempo contribuiscono a dare ad ogni regione una sua economia caratteristica e quindi una vita sociale chiaramente distinta nelle sue comunità. Prima, quando parlavamo di comunità, il tema della regione, cioè dell'articolazione di comunità volontarie e territoriali, è un tema centrale rispetto appunto al tema dell'autonomia differenziata. Poi Lussu, che è un autore che a me piace particolarmente, diceva una frase molto provocatoria, perché diceva: guardate che anche il gatto è un felino e quindi appartiene alla famiglia dei leoni, dicendo che il vero federalismo erano i leoni e il regionalismo, come uscito dall'Assemblea Costituente, era un gattino sostanzialmente. Per cui già era molto critico rispetto ai lavori che appunto ai quali si stava dedicando l'Assemblea Costituente. Io trovo comunque che la frase di Miglio davvero dovremmo utilizzarla come slogan, anche perché ha anticipato di appunto più di mezzo secolo la revisione del titolo quinto del 2001, che è quella che offre l'opportunità di appunto applicare il regionalismo differenziato e appunto deliberatamente ispirato al federoregionalismo spagnolo. Un'ultima considerazione, perché mi sta scadendo il tempo, la vorrei dedicare a colui, visto che ho parlato parecchio di Miglio in questo mio intervento, a colui il quale ha firmato, nella sua qualità di presidente della Suprema Corte, la sentenza contro la legge Calderoli, che è il professor Augusto Barbera. Non vorrei creare un incidente, ciò non di meno, nel 1997 il professor Barbera con Gianfranco Miglio scrive un libro che si intitola Federalismo e secessione, un libro in cui il professor Barbera affronta criticamente il processo di unificazione nazionale, si schiera contro il principio di sussidiarietà, si schiera contro la figura del prefetto e a favore dell'abolizione della figura del prefetto. E allora un personaggio che si è comportato in questo modo, e adesso vi leggo una sua affermazione che fa rabbrividire, perché una persona del genere, è vero che c'è una confusione semantica nella cultura politica italiana, per cui federalismo, autonomia, decentramento, si fa di tutto un'insalata russa, quando noi siamo un pochino più precisi nella codificazione dottrinale. Però
Barbera, che credeva nel federalismo competitivo, diceva: ovviamente non sono per nulla affezionato al termine regioni, lo uso per comodità, possiamo anche assumere il termine cantone, che è suggestivo perché richiama la solida tradizione svizzera. Ecco, una persona del genere che crede nel federalismo cantonale, che è a favore dell'abolizione della figura del prefetto, che è contro il principio di sussidiarietà, ha firmato quella sentenza ignominiosamente ipercentralista contro la legge Calderoli. Io credo che tante volte bisognerebbe fare i conti col proprio passato, ma soprattutto con la propria coscienza. Grazie. Grazie veramente al professore Stefano Bruno Galli. Se avessimo avuto professore di storia così, magari ci sarebbe piaciuto anche veramente studiarla di più. E come Stefano parlava, adesso chiuso il suo intervento con la Costituzione, e adesso parliamo di Costituzione. Noi ci troviamo di fronte a due articoli fondamentali. Abbiamo un 116 terzo comma per l'attuazione del regionalismo differenziato, abbiamo un articolo 5 che riconosce pieno potere e diritto di esserci delle autonomie come forma dentro alla nostra stessa Costituzione. Abbiamo avuto una sentenza, si è parlato della sentenza sul referendum abrogativo della legge Calderoli, tutti hanno parlato di Costituzione, tutti costituzionalisti, una marea di costituzionalisti in Parlamento, in giro a bar. Noi abbiamo deciso oggi di avere un costituzionalista vero. E infatti qui viene a parlarci del valore costituzionale dell'autonomia per le regioni. Abbiamo il professore ordinario di diritto pubblico e costituzionale dell'Università di Tor Vergata. Abbiamo il professor Giovanni Guzzetta, prego. Buongiorno a tutti. Voi mi scuserete perché dopo questa presentazione, diciamo, mi grava sulle mie spalle il compito di riabilitare la categoria, cosa che evidentemente in 10 minuti non posso fare, anche perché la categoria, diciamo così, è molto promiscua. Ecco. Vi eviterò quindi anche tutti i passaggi più tecnici, perché secondo me il tema importante è rompere un tabù. E il tabù è quello che si fonda su due tendenze. La prima tendenza è l'uso politico della Costituzione. Io da costituzionalista mi dovrei rallegrare perché ogni 3 minuti mi chiamano chiedendo il parere del costituzionalista, ma noi dobbiamo imparare a distinguere che la lotta politica è una cosa diversa dall'utilizzo della Costituzione. Ci sono dei temi che sono effettivamente costituzionali, ci sono dei temi che non c'entrano nulla con la Costituzione, perché la Costituzione nulla dice su quegli aspetti. Anche perché questo atteggiamento, diciamo, di pancostituzionalizzazione del dibattito pubblico ha l'effetto di creare una schizofrenia, perché questa invocazione della Costituzione è selettiva. Cioè i difensori della Costituzione che non può essere toccata, eccetera, eccetera, poi si dimenticano a volte che ci sono delle norme costituzionali totalmente inattuate. E in particolare queste norme sono nel titolo quinto e in particolare sono nell'articolo 116 fino a qualche mese fa. La riforma del 2001 è inattuata per 3 principali ragioni: perché non è stato realizzato il federalismo fiscale, perché non è stata realizzata ancora, ahimè, l'autonomia differenziata e perché non è stata ripensata l'organizzazione dello Stato in funzione anche della rappresentanza delle regioni. Qual è il dogma che dobbiamo vincere? Il dogma che dobbiamo vincere è l'idea che l'autonomia sia contro l'unità nazionale. Questo dogma è la ragione principale che alimenta le polemiche. E allora io non posso ovviamente in qualche minuto rendervi conto di questo, però quello che vi voglio dire, dico a me stesso quando rifletto su queste cose, di fronte a questo dogma ci sono grandissimi pensatori che lo hanno messo in crisi, e il pensatore a cui io ho riflettuto di più in questi giorni, perché è un mio conterraneo, perché è un pensatore troppo trascurato,
perché è un uomo libero, si chiama Luigi Sturzo. E Luigi Sturzo in tutta la sua vita, con una coerenza straordinaria, ha sostenuto le ragioni dell'autonomia come strumento di unità nazionale. L'ha sostenuta nel 1901, quando ha scritto che non si possono per decreto del Ministero, per legge del Parlamento, ridursi ad unità aritmetica delle realtà che sono diverse. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche e cari amici, cari tutti di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Stiamo parlando del nostro integratore, l'ACUC2 straordinario, quello che combatte i dolori articolari, artrosici in maniera naturale, quindi vi ricordo, se volete prenotarlo, chiamate 030 68 40 408. Ma io questa mattina volevo parlarvi anche di un'altra cosa che ritengo molto importante. E che cos'è? È il nostro Gastro Free. È l'altra parte della nostra linea di integratori. Gastro Free è per coloro che soffrono di iperacidità. Vi è mai capitato di mangiare una foglia di insalata e sentirvi come un pallone e dici ma com'è possibile? E non ho mangiato niente, sono gonfio, ho sempre il rutto continuo, i mini rutti, non quello la Fantozzi, il ruttone, i mini rutti, e poi no, quello non lo mangio perché non lo digerisco, questo qua mi appesantisce. Allora, ascoltatemi, voi dovete provare il nostro Gastro Free, la soluzione alla bava di lumaca. Adesso non è che uno ciuccia le lumache, chiaro, ma viene estratto il muco polisaccaride. Chi ha avuto come me la grande fortuna di avere i nonni in casa avrà sentito parlare che si mangiavano tanti anni fa le lumache per combattere le ulcere. È una soluzione straordinaria, non ha controindicazioni, vi sistema. Allora, il prezzo è questo: 3 flaconi di Gastro Free, 59 euro. A casa vostra non pagate il trasporto, scadenza, adesso vado un po' a naso, un paio d'anni. Provate la natura, Gastro Free, ne sentirete parlare, l'originale ce l'ha Alberto Acerbis, che sono io, 030 68 40 408. Ulcere, avete bisogno di digerire bene, iperacidità, bruciore di stomaco, reflusso, Gastro Free, 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo ha detto nel 1919, nell'appello ai liberi e forti, quando ha detto: ad uno Stato accentratore tendente a limitare e regolare ogni potere organico e ogni attività civica individuale, vogliamo sul terreno costituzionale sostituire uno Stato veramente popolare, che riconosca i limiti della sua attività, che rispetti i nuclei e gli organi naturali della stessa. Lo ha detto nel 1921 al terzo congresso del Partito Popolare, 1921, più di 100 anni fa, in cui invocava la nascita delle regioni, centri autonomi, autarchici, rappresentativi, amministrativi e legislativi. Lo ha detto influenzando il lavoro dell'Assemblea Costituente, pur non essendo egli costituente. Lo ha detto dopo la Costituzione, quando negli anni 50 le regioni non venivano ancora attuate, e lo ha detto in un articolo, in un testo che non posso citare tutto, in cui ha esattamente detto: guardate che se tra il nord e il sud si creano conflitti è proprio per questa camicia di nesso costituita dal centralismo. Questo timore è un timore che va superato, perché non possiamo permetterci, cioè il centralismo è un fattore di disgregazione e di conflitto tra i territori. Io penso che la storia recente un po' ce lo dimostri. Salto moltissimo perché non ho il tempo. L'altra, coerentemente con questo discorso, quello che voglio dire è un'altra provocazione, e me ne assumo la responsabilità da cittadino, da professore e da siciliano. L'autonomia è una grandissima occasione per il sud di questo paese.
Ed è una grandissima occasione non perché lo dica io, ma perché tutti i dati ci portano a dire che quel modello di sviluppo del Sud, fondato sostanzialmente su grandi trasferimenti economici, è un modello che non può più funzionare. È un modello che solo in parte ha funzionato fino a una certa epoca, ma che non può più oggi funzionare perché è fallito dopo quell'epoca, cioè da 50 anni a questa parte, e perché le risorse non ci sono più. E quindi è necessario cambiare radicalmente paradigma. Questo non lo dico io, questo lo dice il governatore della Banca d'Italia in un recente intervento del settembre del 2024, in cui coglie gli elementi di potenzialità che emergono da alcuni dati relativi al Mezzogiorno d'Italia, ma l'autonomia è un'opportunità per il Sud. Salto tutto quello che avrei voluto dirvi perché non c'è il tempo. È un'opportunità per una serie di motivi che posso solo leggervi. Costringe a definire dei benchmark di qualità. I livelli essenziali delle prestazioni dovrebbero essere reclamati a viva voce ogni giorno dai cittadini del Sud, perché il problema dei cittadini del Sud, e non solo del Sud, ma soprattutto del Sud, non sono i soldi che vengono dati al Sud, ma il fatto che questi soldi non si trasformano in servizi di qualità. I livelli essenziali delle prestazioni sono fondamentali perché quei soldi diventino oggetto di responsabilità. Un impiego efficiente delle risorse, liberare il potenziale di sviluppo autopropulsivo. Io da siciliano rivendico con orgoglio che questo potenziale autopropulsivo c'è in Sicilia nella stessa misura in cui, se me lo permette il presidente del Veneto, c'è in Veneto. E io come siciliano voglio che esploda questo potenziale. Consente la circolazione delle best practice, perché se noi differenziamo i tentativi, le soluzioni, i modelli, possiamo anche farli circolare. Una regione che non li ha, li può prendere in prestito. Insomma, sono tante. Due ultime cose. Su Barbera io non condivido, devo dire, le considerazioni di chi mi ha preceduto, pur essendo un caro amico. È il bello dei professori, è quello che possono essere in dissenso. Perché proprio in quel libretto, a un certo punto Barbera dice questa frase: un meccanismo di competizione fra stati nell'erogazione di un servizio può anche essere un fattore positivo perché crea appunto competizione e quindi porta maggiore efficienza. Questa è una dichiarazione a favore dell'autonomia differenziata. E non sono nemmeno d'accordo sull'interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale e secondo me non è nemmeno utile dare una lettura così negativa di quella sentenza, che è molto complessa, molto articolata, certamente sfidante, ma ribadisce alcuni principi che secondo me noi dobbiamo valorizzare, a cominciare da quello della sussidiarietà, dell'efficienza, dell'equità e della responsabilità. E infine fatemi finire, scusate, è veramente sempre con Sturzo, e torno a Sturzo proprio perché il suo pensiero rompe quei due tabù, che l'autonomia sia nemica dell'unità e che l'autonomia sia un pericolo per il Sud. Dice nel 21, alla tesi del terzo congresso del Partito Popolare: ho detto anche sviluppo morale, perché il decentramento amministrativo e l'autonomia locale saranno causa ed occasione dello sviluppo degli ingegni, delle personalità, delle energie libere locali, quale oggi non si può avere perché la vita è centralizzata e burocratizzata. Noi siamo un popolo che ha avuto la sua caratteristica storica sempre identica, nella quale hanno primeggiato le personalità e le genialità. I nostri comuni erano stati, le nostre glorie sono in ogni angolo d'Italia, le nostre zolle hanno tutte una storia pari in grandezza con la storia dei grandi stati e dei grandi imperi. Questo esercizio di virtù, di forza, di attività, di genio non può essere ridotto ad un centro assoluto o a poche città di industria o di politica. Deve trovare il suo sforzo, la sua energia dappertutto, anche attraverso lotte di parte e gelosie di capi. Deve poter forgiare un italiano che vive una vita senza aspettare tutto dal governo, come i clienti del patrizio romano che a migliaia affollavano gli atri degli immensi palagi. Grazie. Grazie professore, grazie. Come avete capito,
La Costituzione è stata tirata per la giacchetta in continuazione, però in buona sostanza la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge Calderoli ha detto che la legge Calderoli è costituzionale, quindi fondamentalmente dobbiamo solo che andare avanti e non ci fa paura. Adesso c'è un altro tema che veramente viene trattato, anche questo abbastanza a vanvera, ci sono pochissimi che in realtà riescono a capire, che è l'aspetto finanziario dell'autonomia. Ci sentono dire, perdonatemi l'espressione, fesserie a destra e a manca. Non si può anche qui parlare dei conti come se fossero veramente noccioline. Noi abbiamo una fortuna, noi come veneti, ma poi con orgoglio dico come vicentini, ad avere uno dei più stimati conoscitori del sistema di finanziamento dell'autonomia. Abbiamo un esperto tributarista, un professionista serio, capace, professore di diritto tributario dell'Università degli Studi di Trento, membro della delegazione trattante della Regione del Veneto con lo Stato proprio sul tema dell'autonomia. Abbiamo qua il professor Andrea Giovanardi. Allora, veramente grazie, sono molto contento di essere qui. Non capita tutti i giorni di parlare di fronte a una platea così autorevole, ministri, 2 ministri, 4 governatori e soprattutto tutti voi così numerosi. Veramente grazie, sono molto contento di essere qui. Ho pochissimi minuti, quindi partirei da quello che ha detto Giovanni Guzzetta, e cioè l'autonomia non è contraria all'unità nazionale, anzi deve essere uno strumento per garantire la coesione. Peraltro i numeri, visto che io devo parlarvi di numeri, ma pochissimi ve ne do, non preoccupatevi, sono lì a testimoniare questo, perché guardate, proprio la Lega, o comunque la Lega ha molto supportato questa lettura, è da decenni che parla di residui fiscali. Cos'è il residuo fiscale? È semplicissimo, guardate, è la differenza tra la spesa di un determinato territorio, la spesa pubblica in un determinato territorio e le entrate fiscali e contributive che quel territorio è in grado di generare. Con la conseguenza che se le entrate sono superiori alle spese, come capita per i territori del nord e soprattutto per le 3 regioni, e cioè Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna, noi abbiamo un residuo fiscale negativo, viceversa, e quindi abbiamo degli avanzi, viceversa per le altre regioni abbiamo situazioni di deficit particolarmente importanti. Tutto questo capita in tutti i paesi, perché la perequazione, il trasferimento di risorse dai paesi, dei territori più ricchi ai territori meno ricchi, è una cosa normale. Quello che stupisce ed è inaccettabile nel nostro paese è la dimensione dei residui. Perché guardate che se solo prendiamo la Lombardia, sono 56 miliardi all'anno e parliamo del 14% del PIL. Sono dati Banca Italia del 2019, gli ultimi disponibili, ma non è cambiato. Se guardiamo il Veneto, sono 11 miliardi ed è pari al 7% del PIL, la stessa cosa circa l'Emilia Romagna, forse un po' di più. Guardate che sono numeri pazzeschi, perché se guardiamo la vicenda tedesca dell'unificazione, nessuno dei lender dell'Est ha superato deficit del 8%, i deficit del Mezzogiorno sono pari al 15% del PIL. Nessuno dei lender dell'Ovest ha superato degli avanzi dell'1,5%, Lombardia 14%, Veneto 8% circa, Emilia Romagna 8%. Quindi qui si pone un problema non di nord contro sud, guardate, si pone un problema di stabilità del paese, perché prima o poi questa situazione creerà delle difficoltà immense. È una situazione che scientificamente, non politicamente, è scientificamente non sostenibile. Governare un paese che vede costantemente, in modo unidirezionale, un flusso di risorse così imponenti, 225 miliardi fa il PNRR,
100 miliardi vanno ogni anno dal centro-nord al sud, meglio, vanno dal centro-nord, al sud arrivano 60 miliardi circa. Fate il conto, in qualche anno si fa un PNRR. In tutto questo e in questo contesto va letta l'autonomia differenziata. Perché l'autonomia differenziata è lo strumento per svoltare da questo punto di vista, perché tramite il finanziamento con compartecipazioni che la Corte Costituzionale, anch'io condivido la tesi di Guzzetta, non dobbiamo leggere la sentenza della Corte come negativa. La Corte Costituzionale ha ritenuto che le compartecipazioni sono l'unico strumento di finanziamento. Non ci si dica più che dobbiamo finanziarci con ulteriori tributi, perché se no si pagherebbe 2 volte. La Corte Costituzionale lo ha chiaramente detto. La Corte Costituzionale cosa dice anche? Nel trasferimento occorre fare riferimento ai costi standard. È una chiamata all'efficienza. La sussidiarietà si giustifica se ed in quanto il trasferimento è in linea con il principio di sussidiarietà, se ed in quanto si dimostri che la regione è in grado di gestire al meglio e meglio dello Stato quella funzione. Chiudo su questo. Ovviamente questi sono argomenti che per noi sono facili da comprendere da un punto di vista concettuale e che non possiamo che condividere. Bisogna stare attenti a una cosa però, non bisogna leggere il monito della Corte, e cioè il trasferimento delle risorse, il trasferimento delle funzioni e delle risorse può avvenire se dimostri che sarai più efficiente, come l'esigenza di dimostrare ex ante che sulla singola funzione, di cui magari si fatica a scorgere il costo, si spenderà meno, perché se diventa qualcosa di così dettagliato, diventa una prova diabolica, e quindi noi una prova diabolica non la si può dare. Il monito della Corte quale deve essere? Deve essere che la maggiore efficienza la si può desumere anche da dati che sono dati macro, la capacità della regione di essere efficiente in linea generale, cosa che per alcune regioni del nord questa si vede, una sorta di protocollo, una sorta di procedura che se seguita deve consentire il trasferimento delle competenze, che è e deve rimanere una decisione politica e non prettamente tecnica che possa essere messa in discussione in ogni momento dall'impugnativa delle altre regioni e delle decisioni della Corte Costituzionale. La strada però, e chiudo, è una strada tracciata, il passaggio è un passaggio importante, sui profili finanziari la Corte ci ha dato ragione e quindi io sono convinto che con grandi difficoltà, perché ci sono, ma lo spazio per continuare in questo processo, che è un processo decisivo per il Paese, c'è e dovremmo cercare di occuparlo. Grazie. È o non è bravo? Grazie veramente al professor Giovanardi. Adesso passiamo a una sessione che è dedicata ai nostri presidenti di regione, ai nostri governatori, ma prima di passare ci sarà una breve clip di presentazione sul tema. Prego. Eccoci qua. Adesso io chiamo qui sulla palco Maria Antonietta Spadorcia, vice direttore del TG2, che modererà, intervisterà i nostri presidenti di regione. Prego, prego. Ciao, ciao. E adesso chiamo qua sul palco chi non ha bisogno di presentazione.
il Veneto fra i Veneti, quello che ha fatto parlare, che ha portato nel mondo la regione del Veneto, il nostro leone, il nostro doge, Luca Zaia. L'entusiasmo c'è, Presidente. Loro sono sempre carichi. Grazie, buongiorno a tutti, grazie. Grazie. E il colpo d'occhio, devo dire che da qui è veramente incredibile. Beh, piuttosto che a me, facciamo un applauso a tutti quelli che hanno lavorato per questa giornata. Grazie, grazie a tutti, perché poi la Lega, come diciamo sempre, non è solo palcoscenico, non è solo riflettori, ma c'è anche tutto quello che, diciamo, quello che non si vede che poi produce questo. Quindi grazie. Presidente, io volevo partire da una cosa pratica e invece, visti anche gli interlocutori precedenti che hanno parlato molto di autonomia e che hanno comunque anche dato delle chicche, insomma il professor Guzzetta ha tirato fuori anche la posizione di Don Sturzo. Lei, Presidente, ha scritto un libro che ha presentato anche da noi a TG2 Post, che è un percorso. Questo percorso che lei appunto ha fatto nel libro, dove sta andando e soprattutto c'era la necessità davvero di spiegare? Sì, grazie. Innanzitutto ho condiviso anch'io le parole di Guzzetta su Don Sturzo. Don Sturzo, che è siciliano, la Sicilia, ricordiamolo che aveva uno statuto precostituzionale perché è del 46 e la nostra Costituzione del 48 diceva una cosa che è la sintesi, se mi permetta il professor Guzzetta, è la sintesi. Don Sturzo diceva sono unitario ma federalista impenitente. Questo doveva essere lo slogan di quello che è poi l'essenza dell'autonomia. L'autonomia, all'ultima pagina del mio libro, ma non voglio parlare del mio libro, a pagina 169 il libro si chiude con una frase: l'autonomia o la fai per scelta o la dovrai fare per necessità. Questo paese l'autonomia o la fa per scelta o la dovrà fare per necessità. Lo diceva prima il professor Giovannardi. Il professor Giovannardi prima diceva sono i dati che ce lo dicono. E questo è un paese che è refrattario non solo alla riforma dell'autonomia, è refrattario a tutte le riforme. Io non voglio paragonare l'Italia alla Grecia, ma abbiamo un esempio che è la Grecia, che a rimandare sempre le riforme, a rimandare sempre le spending review, a rimandare diciamo sempre il mettere in ordine i fattori della produzione, si è ritrovata la troica poi. Quindi l'autonomia o la facciamo per scelta o la dovremmo fare per necessità. Ci conviene farla per scelta. Presidente, non solo sull'autonomia, diciamo che un po' una delle parole più usate oggi è stata fiducia, oltre identità e fiducia, e un po' di scetticismo diciamo che c'è stato in passato anche sulla Milano Cortina e sulla pista da bob che è stata invece inaugurata 4 giorni fa. Lei ha detto è stato il risultato della forza di volontà. Ora, che cosa comporterà la Milano Cortina? Perché c'era tutto questo scetticismo e è stato davvero superato dalla forza degli uomini che ci hanno lavorato? Perché questa è una candidatura che nasce in una stagione nella quale gran parte della politica in questo paese pensava che i grandi eventi non si dovessero più fare. Ricordo che noi dovremmo fare un monumento alla Raggi perché ha rinunciato alle Olimpiadi estive a Roma, per cui noi abbiamo potuto candidarci alle Olimpiadi invernali per Milano Cortina, perché poi mai ci avrebbero dato le Olimpiadi. Dopodiché ci abbiamo creduto fino in fondo, assieme alla Lombardia,
Io fra l'altro presentai questo dossier un po' temerario con Cortina, Trento e Bolzano, ma poi subito l'accordo con la Lombardia, e ricordo che questo è il primo dossier che va avanti senza il sostegno dello Stato. Noi ci siamo trovati a fare una roadshow in giro per il mondo e i nostri competitors erano 6-7 stati stranieri, quindi era tanta roba. Però forza di volontà, determinazione, aver presentato un dossier vincente, sostenibile, low cost, con tutte le caratteristiche che adesso ne stanno venendo fuori, ci hanno permesso poi di portare a casa le Olimpiadi. Peraltro per noi in Veneto la seconda volta delle Olimpiadi invernali al 70° anniversario dalle prime Olimpiadi invernali, quindi 1956-2026. Un significato storico, applauso, diciamo, ma è anche un significato economico. Forse questo è sfuggito ai detrattori, Presidente. Ma sai, non si dovrebbe mai parlare di soldi, perché sembra che in questo paese ormai parlare di produttori di ricchezza, di soldi, non sia corretto. La verità è questa, che i grandi eventi ci portano un sacco di visibilità. Le Olimpiadi porteranno almeno 3 miliardi e mezzo di cittadini nel mondo che ci vedranno, almeno 2 milioni di cittadini che verranno nei territori. Bocconi, Sapienza e Ca' Foscari all'inizio, proprio quando presentammo il dossier, calcolarono in 1,8 di PIL, diciamo, l'effetto Olimpiadi, ma c'è una recente indagine di Banca Ifis che parla di 5 miliardi e 300 milioni come effetto economico delle Olimpiadi. E dopodiché le Olimpiadi, pensate solo che Cortina è figlia delle Olimpiadi di 70 anni fa, quindi le Olimpiadi creeranno un nuovo rinascimento, ma non solo per le Dolomiti, non solo per la Lombardia, per tutto questo paese. Quindi si approfitti di questo grande evento, che sarà un evento che ci permetterà veramente di rilanciare. Ma ancora una volta 2 amministrazioni della Lega che ci hanno creduto. Presidente, lei è qui, io non posso non farle la domanda. Si va verso le elezioni in Veneto. A proposito, ma queste elezioni più in là, parliamo del 2026? Ma questo non glielo so dire, non è un problema che pone la politica, ma è un problema meramente, diciamo, tecnico-amministrativo. La legge regionale dice che le uniche elezioni, l'unica finestra per le elezioni è quella primaverile. La legge nazionale dice, ma faccio una sintesi molto veloce, dice che l'ente deve andare ad elezione entro 60 giorni dalla scadenza dei 5 anni. Quindi il combinato disposto da mettere assieme è quello di capire chi ha ragione dei due. Lo faranno i tecnici, non è cosa che mi riguarda come scelta politica. Invece quello che la riguarda è la battaglia, migliaia di firme sono state raccolte per il terzo mandato. La battaglia sembra dura, Presidente. Si vincerà? Ma sai, io rispondo sempre refrattariamente a questa domanda. Intanto ringrazio il segretario Stefani che, fra l'altro, lo devo dire, a mia insaputa ha fatto questa raccolta di firme, quindi grazie per la fiducia. E che poi è anche un'iniziativa per contarsi e per stare vicino alla gente. Io dico solo che in linea di principio uno potrebbe assolutamente condividere l'idea del blocco dei mandati, no? Nell'ottica del rinnovamento generale. E nasce questa idea nel 2004, se non ricordo male. Il risultato di questo grande pensiero si è tradotto che nel 2025 solo alcuni dei 20 governatori hanno il blocco dei mandati e solo alcuni dei 6.000 sindaci hanno il blocco dei mandati. Per tutto il resto è liberi tutti. A me può andare bene qualsiasi ragionamento, ma è inaccettabile, e questo lo dirò fino alla fine, è inaccettabile che si dica che esiste il blocco dei mandati per un governatore perché si crea un centro di potere. È come dare degli idioti ai cittadini. Perché abbiamo storie di governatori e di sindaci mandati a casa dopo il primo mandato. Quindi non si dia degli idioti ai cittadini. Di che per far star a casa qualcuno, come nel mio caso, devi fare in modo di non candidarlo più. Presidente, le faccio un'ultima domanda sul congresso perché... Vabbè, un altro applauso.
mai frenare l'entusiasmo, Presidente. Non so quanto Un mi po'. costano poi alla fine. Senta, Presidente, tutto un altro mondo è uno slogan, insomma, molto impegnativo, perché è un po' quello che hanno spiegato anche prima i professori, hanno sottolineato una parola che è quella del coraggio, ma c'è stata un'altra parola che ha usato appunto il vice segretario Stefani, che è identità, e sull'identità ci sarà la sua mozione. Che tipo di congresso sarà? Lei che cosa... Stai ascoltando Radio Libertà.